Un boato sentito a chilometri di distanza, i vetri delle case vicine che hanno tremato, la paura fra i residenti. L'assalto al bancomat è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi. A svegliare la gente, l'esplosione alle 3:30 ad Annone Veneto, allo sportello bancomat della filiale della Anton Veneta Montepaschi di Siena, in via 4 novembre. Quattro i malviventi che hanno agito con volto travisato, una banda specializzata negli assalti ai bancomat che ha colpito in pochissimi minuti. Hanno utilizzato della sostanza esplosiva che hanno fatto deflagrare lo sportello automatico, creando danni anche alla struttura. La banda è poi fuggita con il denaro, un bottino di circa 40.000 euro. I malviventi si sono dileguati a bordo di un'autovettura di colore scuro. Sul posto i carabinieri per sopralluogo e rilievi tecnici, accertamenti che sono continuati anche questa mattina. Al vaglio eventuali telecamere di sorveglianza per individuare indizi utili alle indagini. Colpi che negli ultimi mesi sono avvenuti in diversi istituti bancari di tutto il territorio veneziano, da Martellago a Mira a Noare a San Donà.